Una punta di diamante, così il ministro al turismo Michele Brambilla ha definito il modello veneto, unico che finora ha saputo offrire un prodotto turistico integrato e diversificato. L'occasione per l'encomio alla regione, che da sola copre il 16,3% del fatturato turistico, è stata l'inaugurazione del workshop internazionale Veneto for You, che si svolge nella cornice del Mulino Stacchi a Venezia. La Regione Veneto è una punta di eccellenza per il nostro paese, per come ha saputo sviluppare e promuovere quello che è l'unico prodotto turistico oggi vincente, cioè un prodotto turistico integrato. Io ho letto con grande attenzione, Vicepresidente, il vostro piano di marketing strategico per il territorio integrato con la valorizzazione dei prodotti tipici, e non ho potuto che avere un'ulteriore di conferma di quanto la Regione Veneto sia sempre un passo avanti. Oggi il turista ricerca sempre di più un prodotto integrato e noi possiamo vincere questa che è una sfida, una competizione difficile, una competizione globale, solo puntando proprio sulla diversificazione. La scommessa del turismo noi la vinciamo su questo, perché sono solo questi prodotti turistici integrati, nuovi, che ci possono permettere di destagionalizzare. Il presidente della regione Veneto, Giancarlo Galan, accetta volentieri i complimenti, ma avverte. Non bisogna riposarsi un attimo. La promozione ci deve esserci quella nazionale, ma deve esserci anche quella di una specificità territoriale straordinaria. Noi abbiamo pubblicizzato i nostri luoghi di storia, di cultura, tutto quello che abbiamo, un patrimonio monumentale, artistico e ambientale paragonabile a quello dell'intera Francia.